Buongiorno a tutti! Trattiamo in questo video alcune partite modello del formidabile Gambetto Budapest. Il Gambetto Budapest è un gambetto che si gioca contro D4 e C4 contro la partita di donna, perché dopo D4 cavallo F6 l'unica mossa seria per provare a ottenere un vantaggio è C4, la mossa più seria. Ecco, per giocare, non so, partite aggressive, gambetto di donna classico, per giocare la catalana, anche bisogna iniziare con C4. Ecco, e qui dopo C4 esiste E5. E5 è di solito si gioca E6, G6, C5, D6 se proprio si vuole giocare, ma chi si aspetterebbe E5? È un pedone in presa. E per di più, se il bianco cattura in E5, il nero dovrà perdere un altro tempo con il cavallo. È impazzito il nero? No, è che anche giocatori fortissimi sono caduti vittima di questa apertura. Quindi adesso cerchiamo di capire cosa deve giocare il bianco. Deve rifiutare il gambetto o deve accettarlo? Ecco. Nel corso che abbiamo fatto recentemente abbiamo prodotto un corso che si chiama Un pedone è un pedone, come confutare i gambetti più conosciuti. Parleremo del gambetto Budapest e mostreremo la strada per ottenere un vantaggio schiacciante, per schiacciare il nero. Ma adesso godiamoci queste partite. Questa è una partita Kinman John Arthur contro Kosinski Gregory Simon. Devo avermi sbagliato nel pronunciare i nomi. Siamo nel campionato australiano del 1928, quindi siamo 90 anni fa, quasi un secolo fa. Allora, il bianco in questa partita cattura il pedone, il nero gioca cavallo G4. Cosa succede dopo cavallo G4? Dopo cavallo G4 il nero sta minacciando di ricatturare il pedone. Ecco, a questo punto, dopo cavallo G4, il bianco può provare a tenere il pedone con cavallo F3, alfiere F4, oppure può provare a ridarlo. Il bianco ha ridato il pedone con E4 e il nero qua non ha ripreso il pedone. Un cavallo per E5, gioca D6, quindi rinuncia a recuperare il materiale per avere sviluppo. Il bianco gioca E per D6, la mossa più naturale, prende il pedone, ma non è detto che tale mossa sia la migliore, anche se è la più naturale. Alfiere per D6, cavallo F3, ancora una mossa più naturale, la mossa più naturale. Quindi ecco, è che questo gambetto, il gambetto Budapest, bisogna conoscerlo bene da bianco, se no si può perdere subito, il bianco addirittura perde. Qual è il problema ora? Il problema è il pedone F2. La debolezza perenne F2 ed F7 sono debolezze perenne nello schieramento di entrambi i giocatori, ma e come può il nero attaccare F2? Se il nero giocasse alfiere C5, il bianco potrebbe cambiare le donne e poi sopravvivere magari con alfiere 3. Il bianco sta molto peggio, ma è rimasto in vita. Il bianco è un pedone isolato, il nero ha la coppia degli alfieri che è fortissima, ma il bianco sopravvive per ora. Il nero gioca una mossa fantastica, alfiere B4 scacco. Alfiere B4 è una mossa magnifica perché, allora, si dà scacco al re. Ora, se il bianco giocasse cavallo C3, il bianco prende in D1, il nero deve prendere di re perché il cavallo è inchiodato, e cavallo per F2, guadagnando il pedone in F2 e la torre. Se il cavallo venisse poi intrappolato in H1, nell'eventualità che il cavallo venisse intrappolato, il nero avrebbe comunque una qualità in più. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Con vittoria. Il bianco gioca alfiere D2, su cavallo D2 la sorte era analoga, l'alfiere torna a C5, anche dopo cavallo D2 l'alfiere torna in C5. Ora non si può difendere F2, F2 si prende con l'alfiere o col cavallo, che ha anche un doppio, e il bianco preferisce accorciare l'agonia e abbandona. La partita del bianco infatti è completamente persa. Se il bianco giocasse alfiere 3 perderebbe per via di donna per D1, re per D1, alfiere per E3, F per E3, ora non andiamo a prendere il pedone, giochiamo direttamente cavallo F2 vincendo Re 1, cavallo per H1. Ecco, questa partita dove il bianco ha abbandonato dopo soltanto 7 mosse in un campionato nazionale, il campionato australiano, dimostra appunto come sia importantissimo conoscere questo gambetto. Vediamo adesso una partita dove il bianco proverà a rifiutare il gambetto Budapest.
Nella seguente partita, come detto poc'anzi, il bianco proverà a rifiutare il gambetto Budapest. Vediamo fin dalla seconda mossa. Questa è una partita giocata per corrispondenza nel 1952 tra un certo Biegler contro Peperle, o Peperle, non so come l'accento. Allora, questa partita, il fatto che sia per corrispondenza nel 1952 non prevede ancora l'uso dei motori d'analisi perché non esistevano all'epoca, forse non esistevano neanche i computer. Però diciamo che dava ai giocatori tempo, no, di analizzare, perché magari per giocare per corrispondenza si poteva aspettare settimane a mossa, si potevano magari consultare, no, i giocatori con i loro amici e quindi il livello era molto alto. Eppure qua il bianco verrà massacrato. Vediamo cosa succede. D4, cavallo F6, C4, E5, D5. Si rifiuta il gambetto, ma ora ecco questo alfiere si sviluppa, alfiere C5. Ora viene preso subito di mira il punto F2, che potrebbe essere attaccato con cavallo G4 e 4 in un futuro, e il bianco prova a risolvere alla radice il problema, ma H3 è il principio della fine del bianco. H3 è una condanna a morte che il bianco si è autoinflitto. Ora il nero, dopo sole 4 mosse, a dimostrazione della pericolosità del gambetto Budapest, se non lo si conosce, il nero solo dopo solo 4 mosse ha già un vantaggio decisivo. 2 punti, ora inizia la combinazione, una combinazione magnifica. Alfiere per F2, 2 punti esclamativi. Il bianco gioca re per F2, unica, se no si perde F2, si perde, re di 2 sarebbe inguardabile, comunque perderebbe alla lunga. Re per F2, cavallo E4. Ora il re va in F3, a questo punto donna H4. A questo punto ci sono varie idee, per esempio si potrebbe minacciare anche un doppio in F2, magari, ma anche si potrebbero minacciare donna F2 o donna G3 per costringere il re bianco a prendere in E4, perché diciamo che se il bianco prende in E4 si infila da solo in una trappola mortale. Un'altra idea è giocare prima F5 con più calma, quindi F5, perché F5? Per difendere il cavallo e poi giocare donna G3. Il bianco è impotente di fronte a tutte queste minacce e quindi gioca, perché non so cosa potrebbe fare il bianco, davvero una situazione disperata. Il bianco gioca G3 per obbligare il nero appunto a decidersi se prendere o no, mentre il cavallo in E4 non è ancora difeso. Peccato che il nero ha calcolato di più. Donna per G3, 2 punti esclamativi. Il bianco prende in E4, ma ora il re bianco viene attaccato in modo decisivo. Attrazione o adescamento. F5, 2 punti esclamativi, adescando il re bianco nello schieramento nero. Re per F5, D6. Attacco di scoperta. Ora il re bianco deve scappare in E4 e a questo punto serve un altro adescamento. Quindi prima il nero avrebbe potuto dare scacco in G6, ma il re bianco scappa prendendo in E5. Giocando D6, il bianco ha difeso il pedone in E5. Dopo re E4, alfiere F5, 2 punti esclamativi. Terminando l'adescamento, il re bianco non può scappare. Non può andare in D4, re per F5, ora matto di donna. Un matto bellissimo dove la donna e il pedone collaborano. Tutti i pezzi che formano il matto. Il re bianco da solo, centro della scacchiera. Quindi ricapitoliamo la combinazione. Gambetto Budapest rifiutato, H3, alfiere per F2. Re per F2, cavallo E4. Re F3, donna H4. G3, donna P. F5. D6. Alfiere F5, donna G6, matto. Una partita a dir poco spettacolare, direi. Il gambetto Budapest ha mietuto vittime illustri. Per esempio, qua vediamo Akiba Rubinstein, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, perdere contro Milan Vidmar, un giocatore il cui nome mi sembra familiare, Vidmar, ma molto meno conosciuto di Rubinstein, che è stato appunto uno dei più grandi giocatori della sua epoca, uno dei più grandi giocatori della storia. D4, cavallo F6, C4, E5. D per E5, cavallo G4,
questo punto Rubinstein tiene il pedone. Rubinstein sapeva molto bene che un pedone è un pedone. Cavallo C6, attaccando. Ci sono altre varianti interessanti come G5, il bianco deve essere preparatissimo per provare a mantenere il pedone in più. Cavallo C6, cavallo F3, alfiere B4. Ora il bianco gioca, visto che su cavallo D2 il nero gioca donna E7 e il nero ha via libera per recuperare il pedone in E5, cavallo C3. A questo punto donna E7, donna D5 difendendo il pedone 3 volte, a questo punto alfiere per C3, B per C3. Ora il bianco ha la struttura distrutta e in più il nero potrebbe entrare con la donna in A3 attaccando i pedoni bianchi. Donna A3, si minaccia di prendere in C3 con doppio re e donna. Il bianco gioca torre C1, a questo punto Rubinstein poteva prendere in A2, no, l'avversario di Rubinstein, Widmar, poteva prendere in A2, ma sceglie F6. Avrebbe potuto anche arroccare, ma F6 è interessante perché dopo i cavallo per, il cavallo attacca la donna bianca. Il bianco comunque prende, perché se no prende il nero, cavallo per, donna D2, D6. Ora si difende il pedone in C7, si apre la strada per l'alfiere in F5 in G4 e il cavallo può attivarsi in E4 in C5. Da E4 il cavallo attacca D2 F2. Il bianco gioca cavallo D4 e che bisogna provare anche a cambiare i pezzi con il bianco. Ok, il nero arrocca E3. Ecco, a questo punto una mossa fantastica, cavallo per D4. Uno dice, perché cavallo per D4 che permette al bianco di sdoppiare i pedoni? Allora, se il bianco prende D, il bianco non sdoppia i pedoni C e potrebbe essere esposto sulla colonna E. Il bianco gioca C per D, ma il problema è che ora si apre questa diagonale. Questo può essere un problema e Widmar gioca cavallo E4 per deviare la donna da D2 e poi provare a dare scacco in B4 in A5 attaccando il re bianco. C'erano anche altre mosse interessanti. Era interessante G5 perché se il bianco prende cavallo E4 con doppio, questo era interessante. Magari Rubinstein avrebbe giocato alfiere G3 e c'era comunque cavallo E4 con ottimo gioco, che tipo sulla donna torna in D1, donna A5, no? E c'era un bellissimo attacco anche qua. Invece su re E2, ora su alfiere G4 c'è F3, no? Che para dall'infilata, quindi eliminazione del difensore torre per. Questo era un modo carino di vincere. E si guadagna più materiale. Però, ecco, torniamo indietro. Dopo cavallo per, cavallo E4 è molto forte. Rubinstein gioca donna C2, donna A5, re 2. Ora il re lascia un po' a desiderare. E a questo punto 2 punti esclamativi. Ora bisogna aprire la posizione torre per F4. Sacrificio di qualità devastante per alfiere F5. Ora arriva la torre in E8, davvero il bianco sta molto male, tutti i pezzi del nero stanno entrando. Il bianco qua dopo alfiere F5 gioca donna B2, torre E8. Ora il re prova a scappare in F3, il re si toglie da tutte le scoperte, il re si toglie dal raggio d'azione dei pezzi neri, ma a questo punto l'attacco ormai è decisivo. Ci sono tante idee, anche H5 con l'idea alfiere G4 era molto forte, qua viene giocata cavallo D2. Re G3, il re non può tornare indietro perché la colonna è nelle mani del nero, re G3, cavallo E4. Su re F3 ora il nero potrebbe ripetere oppure giocare la mossa corretta H5 che non lascia scampo. Qua ormai non ci sono difese perché davvero i pezzi neri stanno entrando, non so, magari su H3 si può giocare anche H4 e poi ci sono idee perché per esempio se il bianco gioca una mossa qualunque, cavallo G5, poi si entra con l'alfiere, ora su re F4 donna F5, su re 3 donna per G5, ormai la posizione collassa, alfiere per G2 scoperta, poi si darà scacco di donna, poi si prende la torre con vantaggio decisivo. Quindi torniamo un attimo indietro, torre per, questo diagramma, torre 8, re F3, a questo punto cavallo D2, re G3, so che sto andando veloce, ma queste varianti d'attacco sono troppo belle, danno foga vederle. Cavallo E4, re H4, Rubinstein prova a salvarsi, ma con torre 6 il suo re viene messo nudo. Ora si minaccia un matto sulla colonna H, il re bianco non ha accesso né a G4, né a G5, né a G3 perché i pezzi del nero controllano queste caselle. Il matto si preannuncia inevitabile, alfiere 2, torre H6, alfiere H5, a questo punto vincono tante mosse, torre per 2 punti esclamativi, la più semplice. Alfiere G6 e il bianco abbandona in previsione di re G4, re H4, donna H5 matto. 2 qualità in meno, ma si vince. Il bianco non ha caselle. Bellissimo, no?
fantastico. Un'altra partita memorabile. Rubinstein è caduto vittima di questo gambetto, ma anche un campione del mondo, Aliekin, ne è caduto vittima. Siamo nel 1925 e Aliekin gioca in una simultanea contro Kralicek e Aliekin gioca di 4 e 5, si giocano. A questo punto Aliekin gioca E4, restituisce il pedone, F4, prende il centro, ma forse si è espanso troppo. Alfiere B4 scacco, alfiere D2, donna E7. Ora il pedone in E4 è attaccato. E tra l'altro anche il pedone in F4. Quindi addirittura ora il bianco potrebbe perdere un pedone, anzi perderà un pedone. Su alfiere per, donna per, ora rimane attaccato il pedone in F4. Su donna D2 si cambiano le donne, poi si cattura F4. Questo è un disastro per il bianco. Il bianco gioca alfiere D3 e ora cavallo per. La difesa del pedone in F4 è illusoria. Perché è illusoria? La difesa è illusoria perché l'alfiere è inchiodato, l'alfiere non può prendere in F4. Il nero ha già un vantaggio decisivo. Donna C2, donna C5. Si minacciava anche donna E3, sempre sfruttando il gioco di inchiodature. Alfiere per B4, donna per B4, cavallo C3, cavallo per D6. A questo punto il bianco ha partita persa. Perché ha partita persa? Perché ha un pedone in meno, l'alfiere è più forte dei cavalli ed il pedone in E4 isolato. Il bianco ha anche la debolezza, ha materiale in meno e sta peggio, neanche Aliekin può salvarsi. Arrocco lungo, cavallo A6 e E5 per provare il tutto e per tutto, ma il nero arrocca. Il nero avrebbe potuto forse giocare meglio, avrebbe potuto arroccare prima di cavallo A6, però ok, ci può stare. Arrocco, torre di 4, giocando forse in modo iperaggressivo. C'è da dire che il pedone non si poteva prendere perché su torre per B6 c'era questo attacco di scoperta che guadagna la qualità. Bianco gioca torre di 4 di per, cavallo per C6. A questo punto Aliekin prova il tutto e per tutto, gioca cavallo per F7 perché su torre per F7 spera di avere del contrattacco, ma ora alfiere F5. Il bianco ha recuperato un pedone, ma ora il nero ha uno sviluppo armonico di pezzi. Il re bianco non è troppo forte. Dopo cavallo di 6, alfiere G6, il nero sta bene. Il cavallo in C5 è forte, la donna in B4 è forte, l'alfiere è forte. Dopo H4, torre F6, Aliekin è in una posizione difficile, la partita è aperta a tutti i risultati, ma il nero ha giocato meglio. Alla fine è arrivata a cavallo di 3, molto interessante. E il re, allora se il re si muove, cade B2 con minacce decisive. Su re D1 si può prendere anche in B2, anche con il cavallo, o anche forse con la donna, perché si minaccia di prendere la torre. Si dà l'alfiere in G6, non succede nulla. Nero prende in D3 e ora su donna per D3 probabilmente sarebbe seguita torre di chiedo scusa, mi stanno sfuggendo i pezzi. Allora H5, torniamo indietro, cavallo D3. Ora il bianco gioca torre per D3, alfiere per D3. Se il bianco avesse preso in D3 allora l'inchiodatura torre D8 e il cavallo cade e per effetto di questa combinazione il nero guadagnerà la qualità, ma ancora meglio, adesso ho detto una sciocchezza, ancora meglio donna per D6 subito. Prendiamo la qualità immediatamente, stavo guardando la sofisticata torre D8, una semplice donna per D6 vince, il cavallo è già in presa. Quindi H5, cavallo D3 fantastica. Torre per, alfiere per, cavallo E8, a questo punto torre F7. Ora su donna per D3 il cavallo viene catturato immediatamente con qualità in più. Il bianco gioca H6 per provare a fare casino, donna per C4, cavallo per G7, donna F4. Il modo più semplice, il nero poteva giocare per l'attacco ma ha materiali in più, quindi a volte dalla terza mossa Aliekin aveva un pedone in più, l'ha restituito e ora è andato a stare peggio. Alfiere G6, G4, torre D8 e ora con le torri, ora il cavallo è inchiodato, la posizione bianca cadrà, è solo questione di tempo. Cavallo F5, torre per G4 senza paura, perché bellissimo, perché sembra che ora che il bianco abbia schiodato il cavallo ci sia un doppio, ma dopo cavallo F6, re da qualche parte, cavallo per G4, alfiere per F5, c'è un doppio, quindi il bianco prende la torre ma il nero prende due cavalli, quindi per effetto anziché avere una sola qualità in più il nero ha un pezzo in più e un finale vinto. Quindi tornando indietro il bianco non ci prova nemmeno, il bianco gioca cavallo E7, Aliekin è disperato, re F7, cavallo per G6, re per G6, rimane la qualità in più, il re si sta attivando nel finale, cavallo C3, re per. Siamo davvero al principio della fine. Ora il nero potrà avanzare il pedone H, il bianco in poche mosse abbandonerà. H4,
il bianco abbandona in previsione di torre G3, cambiando le donne, il pedone H o G, come lo vogliamo chiamare, promuoverà. Una partita fantastica, e quindi abbiamo visto Alleghi in perdere, Rubinstein in perdere, abbiamo visto combinazioni bellissime da parte del nero. Questo è un gambetto che vale la pena di essere studiato, e per fortuna il bianco può andare a stare molto meglio, ma bisogna sapere perché. Di nuovo consiglio moltissimo di guardare il nostro corso Un pedone è un pedone, che confuta appunto i gambetti più conosciuti.